Amiche e amici di Verde Nord-Est, eccoci arrivati allo speciale dedicato a Cocco Radicchio. Questo è il secondo appuntamento. Per l'occasione ci troviamo alle Marcandole, siamo a Salgareda in provincia di Treviso per raccontarvi di questa edizione che è una superfood con i nostri supereroi. Sono i nostri chef, ma soprattutto con gli ingredienti ricchi di fibre, antiossidanti, ricchi di vitamine che andranno ad integrarsi al radicchio rosso di Treviso, al verde variegato di Castelfranco, che sono il motore trainante di questa manifestazione. Tra non molto andremo a salutare la nostra Roberta Rorato, intanto vi auguriamo un buon divertimento. Come promesso, eccomi accanto a Roberta Rorato, ben ritrovata Roberta. Ciao Claudio. Il tema di quest'anno com'è? Stimolante? Molto stimolante perché superfood e questo ci dà la possibilità di creare tanti piatti con molti cibi e soprattutto anche con un occhio alla salute che al giorno d'oggi va bene. Senti, qui però il pesce è sempre dominante, dobbiamo specificarlo. Certo che sì. È il nostro punto di forza, ogni piatto c'è un abbinamento. È più una sfida con i tuoi colleghi o uno stimolo? Cos'è il Cocco Radicchio per te? Allora, sfida con loro no, direi tanta squadra perché ci consultiamo, ci chiamiamo e ci diamo anche consigli. Grazie Roberta, adesso noi però andiamo a spiare ancora un po'. Certo. Eccomi adesso accanto ad Alessandro Rorato. Con Roberta abbiamo fatto l'intro su questo tema, ma per te Alessandro cos'è il superfood? Allora, superfood per me è il nuovo food, è quello che è stato stasera, è quello che abbiamo presentato, il nostro panino con nero di seppia, ricciola, topinambur. Poi siamo passati a un piatto che ha stupito molto, i nostri rigatoni con le rape, Stilton, triglia. Secondo me è un superfood perché gli elementi sono molto estremi. Bene Alessandro, adesso noi andiamo a rubare ancora qualche immagine qui dalle Marcandole. Eccoci alle battute conclusive di questo secondo speciale, accanto a me c'è Marina Grasso, giornalista. Senti, la domanda più ricorrente in questo speciale è stato il tema. Per te, che hai colto ogni attimo di questo evento, cos'è Superfood? Il radicchio rosso di Treviso IGP non può che essere un superfood pieno di proprietà, bontà, esclusività e tanti magnifici amici super che sono venuti a festeggiarlo. Però si parla anche di ingredienti un po' inconsueti all'interno di questa rassegna. Superfood mi sembra interessante l'abbinamento con un sacco di ingredienti un po' esotici, un po' no, ma comunque ricchi di molti nutrienti, così come sono i superfood, che associati al radicchio ci hanno dato delle intrigantissime declinazioni di radicchio nuove e quindi è ancora per questo più super, mi sembra. Grazie Marina, allora questo speciale si chiude qui dalle Marcandole a Salgareda, noi ci vedremo fra 7 giorni sempre a raccontarvi di Cocco Radicchio e saremo da Barbesin a Castelfranco.